Il PDL alle convulsioni, dice il deputato trevigiano, ex PDLino Fabio Gava, che dopo le ultime uscite di Berlusconi invita gli ex colleghi a lasciare il partito. Io penso che a questo punto l'unica strada sia quella per tutti coloro, e sono molti, che all'interno del PDL hanno non solo l'orgoglio personale ma anche una visione totalmente diversa, di uscire e di creare le condizioni perché nasca realmente nel nostro Paese una cellula importante del Partito Popolare Europeo. Di parere opposto Remo Sernagiotto, che spiega come Berlusconi, su Monti, abbia invece fatto chiarezza. Lascia stare il governo dei tecnici, era un'altra cosa. Se ci sediamo a un tavolo con Monti presidente, il PDL dice che vorrebbe queste politiche di sviluppo, la Lega questa, se facciamo la sintesi condivisa da Monti, se Monti non scende in campo però, allora il centrodestra si deve organizzare. Aspettando l'organizzazione del centrodestra italiano, guardiamo alla compagine che guida la regione. Berlusconi ha messo in discussione anche l'alleanza Lega-PDL a Venezia, ma deve avere sbagliato obiettivo. Nessun trevigiano del centrodestra in Regione Veneto sembra d'accordo con lui. Noi non abbiamo nessuna intenzione di sottostare ai ricatti di Berlusconi. Berlusconi forse farebbe bene a ritirarsi a vita privata e lasciare la politica magari a giovani emergenti. Il Veneto ha un patto con l'amico Luca Zaia presidente e con i veneti su un programma, lo stiamo realizzando. Interrompere perché ci sono altri problemi mi sembra una cosa sbagliata. Oggi va bene così. Il presidente Zaia dice di non avere proprio tempo da perdere in quelle che definisce beghe di segreterie di partito. In Veneto, sottolinea, ci sono 162.000 disoccupati. Queste sì, sono beghe davvero serie. L'alleanza Lega-PDL ha tenuto durante molte burrasche. La verità è che noi, i nostri consiglieri, la mia giunta, il sottoscritto abbiamo solo un obiettivo, che è quello di rispettare gli impegni presi con i veneti.